Questa settimana siamo a Lusia, Alto Polesine, una città importante per la sua agricoltura, per un mercato ortofrutticolo, anche per la sua storia, perché è stata purtroppo distrutta nella seconda guerra mondiale e ancora le ferite si sentono. C'è appena inaugurato da poco un museo appunto su questo e adesso cercheremo di scoprire i cittadini di Lusia cosa pensano di questa cittadina e cosa sperano di vederla nel futuro. Andiamo. Col sindaco Luca Prando di Lusia, terzo mandato, cittadini di Lusia. Che comune denominatore hanno secondo lei? Ma sono dei cittadini volenterosi, si danno da fare, non si lamentano mai, si rimboccano le maniche e lavorano a testa bassa. Quindi veramente è una comunità eccellente, importante, da prendere veramente come esempio. Lo è stato un esempio anche purtroppo il tragico evento il 20 aprile del 1945, abbiamo avuto il bombardamento di gran parte del territorio e abbiamo ricevuto proprio qualche anno fa, nel 2022, il riconoscimento della medaglia d'argento al merito civile proprio per la ricostruzione del territorio. Quindi credo che questa sia la certificazione, la prova provata della operosità dei cittadini di Lusia e del non lamentarsi e di mettersi e di darsi da fare, insomma, ecco. Perché si sta bene a Lusia secondo lei? No, sto bene io o si sta bene a Lusia? È roba diversa. Tutte le due cose. Lei sta bene a Lusia perché? Oddio, non ho mai avuto problemi. Non ho mai avuto problemi. Era un paese tranquillo che Quindi si sta bene. Criminalità non c'è? No. È un paese sano, paese di lavoratori. Sono nata in Lusia. E non cambierebbe mai? No, al mio paese no. Domani sono sul giornale, tutto il giornale domani. A Lusia stiamo bene noi altri. E perché? Perché siamo nati nel nostro paese, qua a Lusia. Domanda, ma che è a Lusia? C'è che i soldi, cioè. Chi si dà? Mi nonno meno tanto, ma comunque va bene così. Mi sono contenta così. Nota anche sul gonfalone l'araba fenice. Quindi c'è una resilienza particolare del vostro paese, nel senso che la distruzione, prima però avete avuto anche le invasioni barbariche. La storia nel bene e nel male ci ha colpito, diciamo, e quindi ci ha rafforzato da un punto di vista caratteriale, ma ahimè ci ha dato anche delle delusioni e dei dissapori, e su questo il popolo di Lusia ha saputo veramente alzare la testa. Che pregi ha Lusia? E Lucia che sei anche da brava gente, simpatica e anche cordiale, bisogna dire la verità. Vero o no, Lucina? Vero o no? È gentile. E che ne è da brava, che sei anche da brava gente. Sotto la guerra e adesso abbiamo passato tutto abbastanza bene. Per mia guerra no, ma comunque... Ma mi si pensa, perché mi si è vista la guerra. Adesso Lucia è contenta perché ha anche il museo, chiude così. Abbiamo la biblioteca. Biblioteca e museo, che abbiamo tutto. Abbiamo incontrato anche Francesca Fornari, cittadina di Lusia, che è stata l'anima dell'iniziativa del Museo Civico dedicato alla memoria della Seconda Guerra Mondiale e in particolar modo al bombardamento del 20 aprile 1945. Il museo nasce non solo come luogo di esposizione ma anche come spazio di verità e memoria condivisa. Francesca, che all'epoca aveva solo 6 anni, ricorda nitidamente quel giorno, con gli aerei inglesi in volo radente, le colonne di fumo e il fragore delle esplosioni. Oggi, grazie a Francesca, Lusia è un luogo dove custodire la memoria collettiva e trasmetterla alle generazioni future. Francesca, alla fine di questo breve incontro, ha voluto aggiungere: la storia senza verità è come un albero senza radici. La signora Lucia è stata 40 anni a servizio della parrocchia. E come sono stati questi 40 anni? Molto bene, sono contenta che tornerò io. Mi porto nel cuore tutti e 3 sacerdoti, uno che ha fatto anche tre anni di guerra, no, che ha passato la guerra, e anche l'andò in carcere, Don Terenzio, il primo che lo servì. Ma la guerra qua è ancora una ferita aperta? Sì, la sentite ancora sì, voi? sì, insomma, in qualche modo, adesso che sto io 80 anni, io ho fatto una manifestazione qua col sindaco, tutta una signora Fornari che aveva tante cose da far vedere anche proprio nel tempo di guerra, e è stato insomma un ricordo, ecco, rinnovato ricordo del tempo di guerra.
la fertilità del nostro territorio è dovuta ed è stata garantita dall'Adige. È dovuta perché nelle rotte dell'Adige il limo, la sabbia che è fuoriuscita si è amalgamata con i territori, con i campi, quindi ci sono alcune zone, in particolare zona Garzare verso Cavazzana e anche zona Saline, diciamo verso Cazenne, dove l'Adige veramente ha rotto, è fuoriuscito e dove il terreno è veramente fertile per certi tipi di culture. Proprio ci sono alcune zone dedicate ad esempio alle insalate o alle carote, dove questi prodotti vengono meglio coltivati in queste zone, e questo ci ha garantito ovviamente il sopravvivere di quel periodo, il fare agricoltura di eccellenza. Una volta con 1 ettaro di terra si poteva vivere una famiglia piccola, ma si viveva. Adesso a 10 ettari. E il fatto che il mercato ortofrutticolo sia praticamente quasi in disarmo... Si è ristretto. I supermercati, perché vanno a prendere alla fonte, fanno contratti alla fonte, non vengono al mercato a comprare. I piccoli rivenditori, fruttivendoli, ce ne sono sempre meno, e allora il mercato muore. E lei rimpiange i tempi gloriosi? E certo, anche perché avevo 30 anni, 40 di meno, capisce? 60 anni che faccio l'orticoltore e non sono arrivato a capire ancora niente, che siamo arrivati al 2025. Cioè, cos'è che gli manca ancora da capire? A me manca gli anni buoni che abbiamo avuto dal 70 al 95, dove che no altri agricoltori e piccoli produttori erano considerati dalle associazioni di categoria e dal sistema politico un po' tutto un sistema privilegiato. Non avevamo capito che la politica e le piccole associazioni di agricoltori, i piccoli agricoltori, stavano morendo già dal 1994-95, alla chiusura della cooperativa Adige. Mi allaccio a quello che mi ha detto sto signore qua. Non è che rimpiangi che avevi 30 anni in meno? Quello è un altro discorso, è un discorso di vita. Quando uno nasce giovane è tutto un discorso diverso dal produttore alla vita. La vita si sa che quando si è giovani si ha il mondo in testa. In un momento di globalizzazione riuscite ancora ad avere uno spazio importante come mercato e come settore agricolo? Vorrei dire, come settore agricolo e come territorio sì, come mercato ortofrutticolo nì, nel senso che purtroppo l'evoluzione commerciale ha penalizzato un pochino quella che era proprio la sede delle compravendite e delle trattative agricole che c'erano negli anni 90. Con l'ingresso della GDO, quindi la grande distribuzione, il modo commerciale è cambiato, alcuni si sono adeguati, altre aziende non avendo ricambio generazionale magari ha cambiato modo di fare, alcune aziende hanno chiuso, però ecco il mercato è ancora vivo, quindi è un mercato ancora di eccellenza per quanto riguarda i prodotti. Come volumi è un po' in calo perché molto prodotto parte direttamente dal territorio di Lusia e va direttamente senza passare attraverso il mercato. Senza passare attraverso il mercato. Com'è il cittadino di Lusia medio? Sì, generoso sicuramente. Sono persone abbastanza semplici, però di cuore, ecco. Tu sei di Lusia? No, non sono di Lusia. E quindi hai un osservatorio privilegiato. Di dove sei tu? Sono di Stienta. Abitante di San Martino qua a Lusia. Lusia per lavoro? Sì, ho l'ufficio subagenzia di assicurazioni. E come lo trovi Lusia e gli abitanti di Lusia? Fantastico, sia gli abitanti e sia il paese, ormai è da 6-7 anni che sono qua e quindi è come fossi uno di loro ormai. Parole di commerciante o parole vere di uomo? Sì. La più importante attività è l'attività dell'agricolo. C'è cambio generazionale? Ma abbiamo avuto una fase di stallo, quindi 6-7 anni fa sembrava vedere nero, completamente nero. Dice qui i ragazzi scappano dalle terre del nostro territorio, vanno a lavorare nelle fabbriche, si spostano, ma per carità questo c'è anche stato, ma ci sono state parecchie famiglie che i loro figli hanno investito, hanno continuato a investire la loro attività, il loro tempo nel loro territorio, quindi nei loro campi, nelle loro campagne, e si stanno anche cercando di rinnovare, cioè creando anche dei punti vendita a chilometro zero, di creare qualche servizio
per il cittadino, per i cittadini limitrofi, partecipano in quelle varie iniziative delle associazioni, quindi Campagna Amica, Chilometro Zero, eccetera. Vedo che molti giovani stanno ritornando e questo è un buon segnale. Ma lei non lo cambierebbe l'Usia con l'Endinara? No. Meglio l'Usia o l'Endinara? All'Endinara non sono mai stato, non posso saperlo. Però siete molto vicini al capoluogo. Nel capoluogo avete un buon rapporto? Come lo vivete? Ricordo un sondaggio che abbiamo fatto 7-8 anni fa circa, quando c'era il momento che si parlava molto di fusioni fra i comuni, di convenzioni tra i comuni, e io fui uno dei pochi sindaci che fece un sondaggio volontario, quindi abbiamo distribuito circa 2000 schede dicendo: caro cittadino, abbiamo messo 3 domande, ricordo, oppure 3 risposte, ecco, da segnare. Nel caso fossimo obbligati ad andare in fusione con altri comuni, dovremmo accorparci, eccetera, avresti più piacere andare verso Rovigo o verso l'Endinara? E ricordo che l'80% delle schede che abbiamo raccolto 1.500-1.600, le conservo ancora queste schede, le abbiamo in municipio, possono sempre servire, hanno scelto l'Endinara. Ecco. Io sono ferrarese, abito in Veneto dal 2003 e sono arrivata a Lusia che avevo 17 anni per amore. Mi sono trasferita in Veneto, dopo mi sono separata da quello di Lusia e adesso ci vivo da 4 mesi. Sempre con l'usiano? No, col marito nuovo sono ritornata a casa mia, ho preso un ferrarese ancora. Dice che basta una volta con gli usiani? No, però mi piace molto come paese, amo il Veneto, amo Rovigo e non tornerei mai in Emilia Romagna, mi piace proprio come paese. E poi Lusia è un paese vivo, bello, bella gente, natura, si sta bene. Adesso telefono al sindaco e gli dico: guarda, ho trovato una signora che è entusiasta di Lusia. Sì? E gli dà la cittadinanza. Basta che dica la barista del bar. Sono la barista del bar qua io. Io credo che Lusia sia uno dei paesi piccoli che riuscirà a rimanere integro. Ecco, diciamo, mi permetta questo termine così, perché la nostra amministrazione, il modo di vivere, il carattere del nostro concittadino, l'operatività, il settore orticolo, l'indole, ecco, del nostro concittadino, è un cittadino che si dà da fare, che mantiene i suoi servizi, che rispetta, sta alle regole, fa quello che deve fare anche nel rispetto altrui, quindi secondo il mio punto di vista potremmo essere uno di quei paesi che resiste. Ciò non toglie che stiamo attenti a come cambierà il mondo e senz'altro l'aggregazione sarà quella che ci travolgerà, insomma, ecco, credo in questi 10 anni. Se non ci travolgerà da un punto di vista volontario, auspico che il legislatore dall'alto cali una lampada e vada a controllare un po' quello che si sta facendo. Non perché si faccia male, ma perché effettivamente ogni piccolo comune ha tutti degli adempimenti come il grande comune e quindi mettere insieme un po' le forze credo sia importante. Puntata finita, grazie ai cittadini di Lusia, grazie al sindaco dell'ospitalità. La settimana prossima siamo in Medio Polesine e naturalmente seguiteci in questo nostro viaggio nella provincia di Rovigo. Da Leandro Maggi, ciao ciao! Vi saluto, Voce di Rovigo, siete il miglior giornale che vendiamo qui a Lusia. Ciao, grazie. E spero in tanti altri paesi.